un importante sito e che può essere, con anche futuri accorgimenti, con il miglioramento della strada, con altri finanziamenti, può essere pienamente fruito dai nostri concittadini e da tutti quelli che vorranno visitarlo. Si innesta in un percorso di sviluppo locale, questo è uno di quegli investimenti che come GAL facciamo a favore dei comuni. Abbiamo fatto 29 finanziamenti a 29 comuni perché potenziassero tutta la loro rete di conoscenza, di informazione e di mettere a conoscenza di tutti i cittadini, ma anche dei turisti, di tutti quelli che vorranno visitare le loro emergenze e le loro bellezze paesaggistiche. Stasera è una serata speciale per noi perché chiudiamo l'intera programmazione con la presentazione dei lavori di prima fruizione del Castello Poggiotiana. Per noi è la porta dei Sicani. In questi anni abbiamo molto lavorato per creare l'offerta territoriale, valoriale, relazionale dei Sicani in maniera integrata, mettendo dentro principalmente la cultura, i beni culturali, ma soprattutto il capitale umano sicano. Abbiamo strutturato percorsi, abbiamo costituito partenariati in ogni comune del GAL, abbiamo strutturato la nostra offerta con le reti di impresa che oggi sono in grado di fornire pacchetti turistici integrati. Avere una porta così bella che apre al territorio è davvero un onore per quanto ci riguarda. Oggi è un punto di partenza, prospettive sono le più rosee possibili. Oggi presentiamo l'apertura di questo sito meraviglioso che si trova in un paesaggio senza uguali, cioè acqua, agrumi, ulivi, in un territorio in cui il parco gestisce anche una necropoli, la necropoli Anguilla, su cui abbiamo messo gli occhi e realizzato un progetto che abbiamo appaltato e consegnato. Poggiotiana fa parte dei 10 siti sui quali volevamo investire. Oggi siamo qui a presentare questo progetto e il lavoro fatto in sinergia tra enti pubblici, comune, parco e privati GAL ha dato i suoi risultati. I GAL nel portare avanti il finanziamento, il comune ci ha aiutato nella pratica amministrativa, il parco e i nostri collaboratori hanno fatto il progetto, redatto il progetto e concluso i lavori. Faremo dei lavori, un progetto di valorizzazione innanzitutto per lanciare questo sito perché non è conosciuto, seppure un turismo di tipo archeotrekking già lo conosceva, ma noi lo vogliamo fare conoscere. In questo senso sosterremo noi all'inizio le risorse per aprire questo sito e farlo conoscere ai visitatori. Apriremo magari cadenzate fino ai fine settimana, ma porteremo qui le scuole, vedremo se il prossimo anno possiamo sistemare la stradella di accesso, ma come dicevo oggi è un giorno di gioia per tutti, per l'apertura, ma da qui si comincia a lavorare per una piena valorizzazione. Assolutamente la verità, cioè ci siamo riappropriati e possiamo permettere la fruizione alle nostre comunità, al nostro territorio, a Ribera, ma a tutti i cittadini dei paesi vicini, oltre che ai turisti, questo meraviglioso maniero medievale che è il nostro castello di Poggiotiana. Identitario perché nel nostro stemma c'è la torre del castello di Poggiotiana, identitario perché è un castello che si identifica con la città di Ribera, posto in un luogo straordinario, meraviglioso, in un contesto che vede tutta la vallata del Verdura fino ad arrivare al Mar Mediterraneo da un lato e dall'altro lato uno strapiombo sulla Gola del Lupo, un geosito dove ci sono della vegetazione straordinaria ricca di tantissime piante che solo questo territorio ha. Adesso bisogna valorizzare quello che di buono si è fatto grazie alle risorse del GAL, grazie al parco archeologico che immediatamente ha aderito alla proposta di riqualificare, mettendolo in sicurezza e cercando di poterlo far fruire ai più questo sito, questo luogo. Assolutamente sarà la possibilità, ci darà di poter fare tante iniziative dal punto di vista culturale, dal punto di vista della proposta anche musicale. È un sito che sembra un set cinematografico naturale dove si ha la volontà e l'impegno di poter
realizzare tanti eventi che abbiano una ricaduta culturale, ma con i necessari riverberi dal punto di vista anche economico e sociale. Consegniamo alla fruizione della nostra comunità questo ulteriore bene importante che era abbandonato da tantissimi decenni e che adesso diventa accessibile ai tanti visitatori, anche ai nostri concittadini che avranno il piacere di venire qua anche per respirare l'aria e il clima che c'è qua, per momenti di suggestione, per momenti anche di poesia.